amici sportivi, appassionati di calcio dilettantistico, amici di Sportisiri, ben trovati al centro sportivo Santo Canale di Palermo. In programma tra ormai pochi minuti la sfida tra CUS Palermo e Don Carlo Misilmeri, valida per la quinta giornata del campionato di eccellenza Girone A. Buon pomeriggio da Francesco Cammuca. I centrali sono Giuliano e Costantino. Intanto attenzione subito alla corsa di Mario Secan che si presenta a tu per tu con Carnevale, impegnato subito, poi Concaldi la controlla, costretto a fermarsi però il numero 10 della Don Carlo, e dunque dopo 29 secondi subito un'occasione molto ghiotta per la Don Carlo Misilmeri che insiste. Balistreri con la sponda, Caracappa, finta il tiro, riesce a servire Cerniglia sul fondo da pochi passi, 44 secondi, due gigantesche palle gol per la Don Carlo Misilmeri. Cerniglia in profondità per la corsa di Fricano, bella questa palla, Fricano sul lato corto dell'area, Fricano può mettere in mezzo, invece pensa al tiro e la palla che si spegne sul palo dopo il tocco di Carnevale. Altra occasione per la Don Carlo esattamente a metà del primo tempo, un 3 contro 4, la palla per Concaldi che ai 25 metri di fronte alla porta contro Piscopo decide di allargare su Cerniglia. Cerniglia allunga la falcata, mette in mezzo il pallone che è un po' lento, Secan! Vantaggio Don Carlo Misilmeri e ci pensa Mario Secan a portare in vantaggio la squadra bianco-rossa. Cerniglia scarta verso l'esterno e poi tocca per Fricano che può avanzare, lo rimonta Sceriffo, ancora Fricano, prova ad andare di passo, Fricano con la palla in mezzo, Balistreri, la palla rimane lì, non riesce a calciare verso la porta Balistreri che reclama una deviazione, ma si riparte dal fondo. Balistreri prova a far correre Secan, posizione regolare di Mario Secan che si invola a tu per tu con Carnevale. Secan, Carnevale, l'azione non è finita, c'è Caracappa, fermato da Carollo. C'è il fischio dell'arbitro. Concaldi, colpo di testa! Ancora Mario Secan e il gol del 2-0 per la Don Carlo. Non solo il primo gol in campionato con la maglia biancorossa, ma anche la prima doppietta per Mario Secan. Balistreri che potrebbe essere ai suoi ultimi istanti qui sul terreno di gioco del Santo Canale, perché è pronto Federico Matera che è il suo backup, come si dice in questi casi. Qui la conclusione di Mineo, parata senza problemi da Marino, in eccellenza lo scorso anno. Intanto Cerniglia con il recupero del pallone, Cerniglia, la palla sul sinistro, ottimo lo scarico per Secan, la posizione è regolare, poi la palla gli finisce addosso, Mendola che aveva segnato ma colpito in pieno volto Carollo, poteva essere la rete del 3-0, ora ovviamente occhi rivolti a Dario Carollo, colpito in pieno volto. Iniziato da una ventina di secondi l'ultimo minuto di gioco. Qui lo scambio tra Nuccio e Mineo. Il cross di Mineo, secondo palo, colpo di testa, la palla che rimane lì. Nuccio, il salvataggio di Marino a dire di no al possibile gol che poteva riaprire la partita. Sta commentando la partita, ovviamente è una battuta. Come intanto ancora Simone Marino a sigillare questa vittoria per la Don Carlo, mentre intanto Matera scatta in posizione regolare. Matera sull'uscita di Carnevale che la fa sua, poi un po' combina quasi un disastro, alla fine riesce ad uscirne. Mendola recupera il pallone, Mendola con la porta vuota, Mendola, la rete del 3-0, Luigi Mendola sotto il diluvio. La Don Carlo la chiude con Luigi Mendola, amato da Mendola. Mendola può fare partire Lucera, gran palla tra le linee questa, Lucera si invola, Lucera! Il gol del 4-0 finisce in gloria per la Don Carlo Misilmeri, in gol anche Raimondo Lucera. Terra sì, mentre ancora a terra Secan, Giuliano
Romano, e per l'arbitro basta così, finisce la partita, finisce 4-0 per la Don Carlo.